mentre stiamo parlando, appunto, c'è la notizia che la Francia ha respinto 40 migranti e l'Italia non li ha accolti. Quindi, Fanelli, dove sono in questo momento? Sono fuori. Sto leggendo adesso un'ANSA che Sì? come COISP abbiamo twittato. La Polizia di Frontiera italiana ha negato l'ingresso a 30 migranti negandogli la riammissione in Italia. Quindi sono al di là dall'altro confine. Quindi braccio di ferro con la Francia da adesso. Come dicendo giustamente Caron, stiamo facendo la guerra del vino come degli anni con le botti. Lo champagne non entra e il prosecco non esce. Professor Casem, questa Europa allora? No, quella guerra del vino era un'altra guerra. Vorrei spiegare un po' com'è. Allora, sì, era una battuta, professore. No, ma no, c'è un senso. Allora, i francesi, quando hanno perso l'Algeria, pochi sanno che la maggior parte del vino che produceva la Francia si produceva in Algeria. Io sono testimonio perché ho trovato distese, l'Algeria era già indipendente, distese di viti vicino al deserto, bellissime, non più alte di 50 centimetri, perché lì naturalmente la temperatura è molto elevata, con grandi grappoli, e dico, cosa se ne fanno i musulmani del vino? Mandavano tutto in Francia, e in Francia facevano un Bordeaux buonissimo, piuttosto che un Chateau, eccetera, eccetera. E quando persero l'Algeria avevano bisogno di vino. E allora a quell'epoca il vino siciliano non era così pregiato come lo è adesso, no? E quindi passavano, ma non solo camion, ma navi intere di vino, perché la Francia non riusciva a far fronte alla richiesta del vino fasullo che faceva e fa tuttora. Così abbiamo capito cosa stava succedendo. Abbiamo capito la natura di la natura di quel contrasto, no? Allora, questa Europa, un'Europa che ha un debito nei confronti di quest'Africa, un po' a livello mondiale, Francia, Portogallo, Inghilterra. Oggi è vero, è il rispetto di Schengen, quindi chi non ha un documento valido non passa, però appunto Zecchinato ha fatto un quadro di un'Europa inesistente, noi siamo tra i fondatori peraltro, noi Italia. Allora, se vediamo la storia degli ultimi 2000 anni, la maggior parte delle guerre a livello planetario sono state create dagli europei. Le invasioni che noi consideriamo barbariche, invece le nostre sono altrettanto, con l'invasione e lo sterminio, per esempio, nel nuovo continente americano, Monsignor de las Casas, che scrive un rapporto nel 1509, scrive un rapporto al re di Spagna dicendo che c'è lo sterminio dei nativi americani. E parliamo nel giro di 30 anni la scomparsa di oltre il 40% di persone, cioè venivano fatte scomparire completamente o venivano poi schiavizzati. Questa è, diciamo, la civiltà che noi abbiamo portato. Dove siamo arrivati e dove noi eravamo dominanti abbiamo fatto quello che abbiamo fatto. L'Africa si prestava a questo, l'Africa era un paese, una nazione tranquilla e abbiamo messo mano nell'Africa e abbiamo fatto di tutto. Abbiamo creato l'economia degli Stati Uniti, è stata fatta sulla base dell'importazione dei negri. No, quando poi non sono più serviti, sono stati emarginati e il primo che ha preso in considerazione questa questione fu John Fitzgerald Kennedy. Ma nel 1935 il gesuita Laforge scrive un libro sul razzismo degli Stati Uniti e Papa Pio XI lo chiama a sé e dice: mi fai un'enciclica sul razzismo in Europa, che allora stava crescendo, siamo nel 1937. E lui scrive l'enciclica, si porta a Parigi assieme a altri gesuiti e scrive questa enciclica sul razzismo a livello europeo che stava crescendo in quel periodo. Noi abbiamo spogliato l'Europa, la stiamo spogliando tuttora. E la spogliamo in una maniera molto critica. Perché cosa facciamo? Non compriamo le materie prime che arrivano dall'Africa, che sono tantissime,
o le compriamo sotto costo. Quindi non c'è un'economia che sta crescendo. Contemporaneamente però mandiamo aiuti all'Africa perché siamo buoni e così distruggiamo l'economia africana. Perché quando io in un mercato faccio entrare quantità di cibo, quantità di cose, non riesco a far emergere quell'economia agricola, per esempio, che invece c'è. Allora, il fenomeno è questo. Un barattolino di pelati in un mercato africano, e in particolare parliamo di Kampala, costa meno che il frutto che nasce sulla terra di Kampala. Cosa vuol dire? Vuol dire che noi esportiamo, aiutando le aziende europee ad esportare cose che per gli aiuti che vengono dati, certo, costano meno. E distruggo la microeconomia, che è poi l'economia di partenza di un continente che è assolutamente in crisi. Non paghiamo l'oro che portiamo via, non paghiamo i diamanti, non paghiamo tutte le materie prime di cui l'Africa è ricchissima. Adesso sono arrivati i cinesi e i cinesi stanno metodicamente spogliando e sfruttando l'Africa. Allora non possiamo lagnarci. Qual è il motivo per cui questa cosa potrebbe essere modificata o per trovare una soluzione? Sposto delle aziende italiane, come abbiamo fatto per la Romania, come abbiamo fatto per altri paesi europei quando c'è stata l'unità dell'Europa, le sposto in Africa. Gli africani sono in grado di produrre altrettanto bene come produciamo noi. E non occorre mandare fabbriche ad alta tecnologia, ma dove la manodopera è bassa, dove la possibilità di creare aziende e indotto che consentano di sviluppare un certo tipo di economia di base, questo è fondamentale. Allora quell'emigrante che oggi ci dà fastidio non gliene frega niente di andare via da casa sua. Sta volentieri a casa sua se gli mettono in condizioni di poter vivere decentemente, e parliamo che vivere decentemente in Africa costa poco. Grazie professore, continuiamo, ci spostiamo nuovamente su Bolzano e vediamo che tipo di accoglienza offre il territorio italiano a questi migranti che appunto vengono rimbalzati tra l'Europa e l'Italia perché non riescono a passare. L'attività è ai volontari. Prego. La situazione è abbastanza complicata sia a livello umanitario sia a livello igienico-sanitario. Qualcuno dei profughi a Bolzano è arrivato malato di scabbia, però la situazione non è allarmante come ci racconta Arianna. Lei è una volontaria dell'associazione Volontarius e qui al Binario 1 a Bolzano hanno un punto d'accoglienza ma anche un ambulatorio medico. Ciao Arianna, come accogliete queste persone? Allora, quando arrivano la mattina con il primo treno, la mattina presto alle 8, gli andiamo incontro, gli facciamo capire principalmente in un attimo che siamo lì per loro, che non siamo lì per fargli alcun male o della violenza. Li accompagniamo non senza difficoltà alla saletta qua di accoglienza che abbiamo, gli diamo un po' di colazione, quindi biscotti, qualcosa di dolce, del latte, omogeneizzati per i bambini e cerchiamo un attimo di tranquillizzarli e di fargli capire la situazione e dove sono. Molti arrivano che non hanno neanche idea appunto di dove si trovano. In molti rifiutano di farsi fotosegnalare perché comunque il loro intento è quello di arrivare al nord Europa. Loro sono semplici viaggiatori, non capiscono neanche perché doverlo fare, non è nella loro ottica doversi fermare e entrare in delle burocrazie che nemmeno capiscono e comprendono. Quindi loro hanno i loro biglietti e vogliono andare oltre. Ci sono dei casi in cui arrivano dei bambini che magari stanno male, ma anche noi abbiamo delle malattie anche in pubertà o in infanzia normalmente che vengono curate. Poi hanno alle spalle dei viaggi, delle situazioni molto molto stancanti, quindi tutto questo le accentua.
Ci sono dei casi anche leggermente più gravi, ma non è assolutamente tenuto sotto controllo tutto quanto, e al di là di quelli che sono gli allarmismi che si sentono ai telegiornali, sui giornali, sui quotidiani, non è una situazione assolutamente epidemiologica. Molti casi anche di bambini minorenni che cercano di salire sul primo treno di passaggio per raggiungere la famiglia che si trova già oltre confine. Esatto, molti sono i ragazzi, ovviamente nell'età più tenera, in cui sperano di trovare un futuro migliore altrove, in cui partono nella loro giovane età sperando di arrivare da un fratello, da una zia, da uno zio, o comunque di raggiungere la famiglia, e vengono ovviamente, sia per la minore età che per l'assenza di documenti idonei, vengono fermati ed è un'avventura. Oggi abbiamo visto la realtà di Bolzano, ma ce ne sono tantissime stazioni in Italia che ricevono ogni giorno centinaia di profughi. Sono 57.000 i profughi arrivati in Italia dall'inizio del 2015. Che cosa accadrà domani? Ricordiamo che proprio oggi l'Unione ha rimandato l'accordo che prevede la ridistribuzione dei profughi a livello europeo. E abbiamo conosciuto Arianna, che è una volontaria, dedica il suo tempo all'accoglienza, ad aiutare bambini ed extracomunitari. Abbiamo parlato appunto con le forze dell'ordine lì a Bolzano, che lamentano, dicono siamo in pochi, non riusciamo a gestire i problemi, siamo in pochi. Ma allora il problema è dato in gestione a volontari e forze dell'ordine spesso non sufficientemente supportate? Valdegamberi. Il problema è chiaro che loro fanno quel che possono, si fa quello che si può, non è che, ma il problema, ripeto, va affrontato prima che arrivino qua, cioè sentire che poi sono gente, viaggiatori, cosa c'è di male, cioè a questo punto apriamo le confini a tutti, abbiamo il mondo, vengono tutti qui, facciamo quel tanto, non vedo se non siamo in grado di stabilire delle regole e proteggere i confini di uno Stato, io capisco perché chiunque può entrare a casa di chiunque altro, chiunque è legittimato a venire in Italia. Io so che se devo andare all'estero devo avere il passaporto, devo avere i documenti a posto, devo il visto qualche parte, devo andare, anche quando ero in Africa sono stato più volte, anche lì devo portare i miei documenti, se mi beccano senza rischio la galera, in Africa, non fuori in certi paesi dove c'è un minimo di legalità, cioè o ci sono delle regole o se no lasciamo che chiunque vada dove vuole, lasciamo l'anarchia completa, lasciamo che uno venga a casa dell'altro, vada a casa da Boldrini, si accomodi sul suo divano, faccia quel che vuole. Diciamo che era una volontaria in questo senso e non è sicuramente una persona impiegata nella gestione politica secondo del sistema. Me il politico deve fare innanzitutto... È la politica certo, che è grande non certo la politica ha ragione che non abbiamo nessun potere in tal senso. È un Parlamento che deve fare delle regole, delle leggi, che già di per sé cambiare la legislazione in Italia, renderla un pochino più rigido, potrebbe essere un motivo per bloccare, dissuadere questo ingresso indiscriminato, questo esodo, questo forse non vorrei anche programmato, soprattutto programmato da chi ci sta speculando sopra. A me mi dispiace vedere queste persone qua, mi metto che nei loro panni, ma queste persone qua sono indotte a emigrare con un'organizzazione che è ben chiara, che cura passo per passo l'ingresso di questo paese, dove c'è gente che ci sta lucrando fuori dall'Italia e anche all'interno dell'Italia. Non è possibile, io credo ancora che ci sia uno Stato di diritto che abbia il diritto di controllare anche i propri confini. Con questo non vuol dire, e sono d'accordo quando è stato detto prima, che noi dobbiamo cominciare a lavorare, a cooperare con questi paesi e fare investimenti in questi paesi. Cioè è lì che dobbiamo spendere i nostri soldi, non qui a continuare a fare un'accoglienza che ormai cosa accogliamo? 1 milione, 2 milioni, 1 miliardo? Ma cosa facciamo? Non abbiamo neanche i soldi per le nostre persone ormai. Allora, io volevo dire subito una cosa sul reato di clandestinità che prima è stato detto, è stato citato anche il 5 Stelle, noi non abbiamo abolito il reato di clandestinità è ancora vigente, è stato solo depenalizzato, altrimenti staremmo vivendo un'emergenza nell'emergenza e gli immigrati starebbero qui in un tempo ancora maggiore se ci fosse il reato penale di clandestinità. E questa è una prima cosa. Panelli, perché non è d'accordo? No. Allora, il reato di clandestinità è un reato ancora tuttora vigente. Noi abbiamo però avuto un'espressione innanzitutto popolare e poi parlamentare con la volontà di abrogarlo, perché comunque da un punto di vista, ripeto, operativo e procedimentale è stato del tutto inefficiente e inapplicato. Ed era dannoso.
non c'è una depenalizzazione se non quella che già prevedeva la procedura penale, che sotto a un minimo edittale si trasforma in illecito amministrativo, ma non è una depenalizzazione. Forse l'esponente del 5 Stelle voleva sottolineare che esiste da un punto di vista come illecito amministrativo. È un illecito amministrativo e non penale adesso. Sì, vabbè, ma anche prima lo è sempre stato. Noi forse non conosciamo i meccanismi, l'architettura della procedura penale vigente oggi. Io sono perfettamente d'accordo anche con quello che diceva prima il sindaco di Veganovo. Questo però sono cose che dovete fare voi come politici nelle sedi deputate. Abbiamo fatto 5 vota carcere, abbiamo fatto adesso addirittura le formule premiali, abbiamo depenalizzato un innumerevole numero di reati anche gravi, abbiamo fatto una lotta contro lo stalking e poi dopo paradossalmente abbiamo fatto un decreto che ha completamente depenalizzato i reati. Allora, queste però sono cose che devono essere valutate. Se mi chiedete come tecnico, io vi dico che vi posso testimoniare la frustrazione, il disagio, l'amarezza, ormai la sconfitta che dobbiamo vivere noi come appartenenti alle forze dell'ordine, di dover prendere, arrestare una persona, portarla in tribunale, rinunciare, fare straordinario che poi non te lo pagano perché siamo anche lì contingentati, dover aspettare il giorno per la direttissima, arrivare davanti a un giudice per dopo sentirsi dire che ci sono la sospensione della pena, i benefici della condizionale, poi c'è stato l'indulto, poi c'è stata una serie. Siamo stato serio. Questo è un aspetto che da carceri, sono intervenuto dicendo che non vorrei essere uscire per tema. Queste persone c'è una giustizia fatta a grande porta girevole di un grande hotel, perché il tempo di entrare, vedere la reception dell'hotel è già tornato fuori. È logico che poi la forza di polizia e tutto il sistema dice ma perché devo mettermi in moto a fare 50.000 sì, poi dopo giustamente aggiungo io, metto il carico 90, ci sono anche la storia dei numeri identificativi, sì, c'è il reato di tortura che è stato fatto in una maniera che, se potete andarlo a leggere, siamo praticamente arrivati a mettere le manette, a legare le mani alle forze dell'ordine, perché il testo così come è stato sviluppato è praticamente una cosa che noi abbiamo perso giorni a dirglielo. La violenza psicologica hanno voluto introdurre dentro, quindi dovranno da un punto di vista operativo e giurisprudenziale spiegarci. Bisogna fare criminali in questo paese. Noi abbiamo perso giorni su questi emendamenti qua. Lo scopo principale della politica è prevedere le emergenze. Abbiamo avuto anni per prevedere queste situazioni. Perché quando avevamo i soldi non abbiamo aumentato il numero delle carceri? Quanti anni è che non viene fatta una nuova carcere in Italia? E lo stesso potevamo fare sui centri di accoglienza. Ogni regione avrebbe dovuto avere un centro, più di uno, dove mettere queste persone, non lasciare che scoppiasse l'emergenza e poi farle finire in piena stagione estiva negli hotel. Queste sono le cose che andavano fatte gestendo meglio i soldi, non lasciare all'emergenza, che poi è la mafia che lucra in questa emergenza, che quando c'è l'emergenza arriva la mafia. È per questo che è entrato in politica. Visto. E questo è un altro scopo della politica. Lo scopo della politica è garantire che nella politica non ci sia la mafia dentro le istituzioni. Lei adesso ha la fortuna, forse sfortuna, adesso vedrà, come diceva prima la conduttrice, con cui mi associo, bocca al lupo per la sua nuova nomination, no? La sua candidatura. Però la questione è, mi creda, io non so questo paese, ma questa è una critica che faccio al centro-sinistra e al centro-destra, a qualsiasi politico. Ci sono situazioni, ma quando ci sono queste emergenze, noi come COISP, per esempio, come sindacato di polizia, ma lo dico anche a nome degli altri sindacati, perché il legislatore, quando vuole legiferare, non si confronta con gli addetti ai lavori? A noi fanno le modifiche di legge, guardi, mi creda che il Parlamento è sotto sequestro dagli avvocati. La professione dell'avvocato è quello maggiormente rappresentato in Parlamento, è un numero sproporzionato di rappresentanti di avvocati. Altri rappresentanti delle categorie produttive, lavoratrici e del Parlamento non sono tanto rappresentanti quanto quelli degli avvocati e quelli dei magistrati.
dentro il Parlamento. Pienamente d'accordo. Ha capito? Questo purtroppo bisogna anche spiegarlo. È quello che allora, quando si fa una legge e la fa il magistrato e la fa l'avvocato, perché non viene chiesto anche il parere all'appartenente alle forze di polizia, alle forze militari? Perché non viene chiesto un umilissimo, visto e considerato che noi poi quella legge la dobbiamo applicare e la dobbiamo vivere sulla nostra pelle? Hai detto bene, Fanelli, le leggi andrebbero applicate, invece in questo paese siamo abituati ad interpretarle. Ecco perché le fanno gli avvocati e i magistrati, perché lasciano apposta queste maglie larghe, perché bisogna interpretare le leggi. Dare lavoro loro. Appunto, esatto, prima di applicare le leggi dovrebbero essere fatte con un criterio. Giusto. Un criterio logico. Sì, siamo tutti d'accordo su questo. Sì, vabbè, ma fino adesso sono state fatte veramente, non dico coi piedi, cioè dico Signori, coi piedi, ma se siamo tutti dire... d'accordo, i cittadini che da casa ci guardano e pagano le tasse si domandano, a mio avviso, quando le troviamo queste soluzioni ai diversi livelli, chi è sindaco, chi è in regione, chi invece è a Roma, ma quando troveremo queste soluzioni? Perché le tasse la gente le paga. Perché c'è questo problema? Io lo dico, allora, andare in Parlamento non significa che bisogna avere tutti i titoli di studio del mondo, come si suol dire, che se non sei super studiato non puoi essere in Parlamento. Qui manca la praticità e purtroppo dei partiti ne hanno fatto quasi una risorsa. In che senso? In senso che c'è gente che se per caso va in un ristorante e per sbaglio c'è una cazzuola da muratore vicino al dolce, gli dice al collega: stasera si mangia una fetta di dolce molto grossa, perché pensa che quella serva al posto della paletta per il dolce. E questi ce li ritroviamo in Parlamento, che vogliono legiferare, che poi io che sono un imprenditore dobbiamo recepire quelle leggi fatte da queste persone qua. E la verità è che sono la maggioranza e io mi ritrovo sempre in minoranza. Questa è la verità. Allora, il passaggio è che prima di andare in Parlamento uno deve prima lavorare, cioè studiare, lavorare e forse dopo andare in Parlamento, perché sennò qua noi ci ritroviamo una massa di gente con tantissimi titoli, che la cultura è progresso, perciò serve, però che gli manca la praticità e poi vengono fuori questi mostri legislativi che ma guarda, scusa, il Parlamento oggi è fatto di nominati, il Parlamento italiano. È fatto di nominati perché le regioni almeno abbiamo preso le preferenze. Al Parlamento Roma cooptati da 3 persone. E comunque in ogni caso, oltretutto, poi non è che detto che poi ci troviamo i Batman, cioè qui serve proprio che, sì, tipo abbiamo visto il Lazio, anche là si arriva a storpiare tutto, ma voglio dire che ci sia almeno un percorso della vita di una persona che deve andare a legiferare, che abbia un qualcosa che sappia cos'è la praticità, perché io mi devo confrontare in commissione con della gente che parla di agricoltura, ma perché? Non ho mai visto il canopy. Ma sì, oppure perché magari è andato a scuola e sicuramente ha una cultura di base importante, ma a livello pratico poi vengono fuori questi mostri legislativi qua. Meritocrazia. Andiamo in pubblicità e torniamo a parlare di immigrazione extracomunitari, come il nostro paese e l'Europa sta affrontando o non sta affrontando il problema.